Grazie a te. Buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più breve possibile perché sia Leonardo che Antonella mi hanno chiesto di dare la possibilità a tutti noi di andare al coffee break. Avevo uno schema di intervento, l'ultimo intervento del dottor Cucchieri mi costringe ad inserire un'apertura un po' diversa, nel senso che partirò proprio dal rapporto con le banche e questa banca, dicendo innanzitutto non condivido il fatto che si dica che non ci sono stati aiuti pubblici alla sua banca e a altre banche in tempi diversi, perché io penso che gli istituti che hanno contribuito a svuotare le casse delle fondazioni bancarie territoriali e quindi a modificare l'aiuto alla socializzazione, l'aiuto all'aspetto sociale di quei territori, abbiano utilizzato denari pubblici, anche se erano amministrati da fondazioni privatistiche, ma erano denari pubblici a cui tutti noi abbiamo dovuto rinunciare per le università, per gli ospedali, per la promozione del territorio e per tantissime altre cose. E quindi cominciamo a dire che le cose sono forse diverse rispetto a quanto si vanno raccontando. Caro dottor Cucchieri, se noi nel momento in cui voi avete fatto queste cose, vi siete ricapitalizzati perché eravate in crisi e via dicendo, se noi avessimo deciso di fare le banche in e le banche out, non so se in quel tempo Unicredit sarebbe stato in o out. Ci interroghiamo. E allora io penso che quando si parla di collaborazione, di condividere, di fare un progetto, deve essere condiviso, collaborato, non così come è venuto in questa ultima fase di rapporto con il suo istituto per il rinnovo delle convenzioni. Non c'è stata la condivisione, c'è stato il prendere o il lasciare. Ed è una cosa diversa rispetto a proporre progetti condivisi. Comunque al di là di questo, tornando al tema per cui dovevamo essere chiamati, io volevo dare un titolo. Se noi qui, Confidi, riflettiamo e ci interroghiamo sul fondo, è un atto d'amore. È un atto d'amore nei confronti del fondo e anche perché ci sentiamo patriottici. E dopo dirò il perché. Quando abbiamo cominciato a ragionare del fondo, in Italia non avevamo della riforma del fondo, in Italia non avevamo la fibra, il tormentone dell'estate era il pulcino Pio, il ministro non era il ministro attuale, era un'epoca fa. Oggi stiamo ancora ragionando della riforma del fondo e i tempi non ci permettono di continuare così. La situazione delle imprese, la situazione economica delle microimprese non ci permette di dover continuare a ragionare della riforma del fondo. Io non chiederò che si portino modifiche, anche se avrei qualcosa da suggerire. Io chiedo che si parta. Marzo è troppo tardi. Noi siamo pronti tutti per gennaio. Dovevamo partire sperimentalmente per settembre. Eravamo pronti tutti noi Confidi per partire per settembre. Marzo è tardi. Perderemo per strada ancora imprese, perderemo ancora per strada pezzi dell'economia, perderemo per strada ancora qualche Confidi. E questo è un appello che deve essere in qualche modo colto e che ci permetta fra un anno di non parlare della partenza della riforma, ma di fare il punto ed eventualmente cominciare a suggerire qualche revisione della riforma che è stata messa in piedi. La riforma del fondo deve essere ben incorniciata all'interno di una riforma più globale che è quella della creazione della filiera. Perché se il Confidi viene considerato soltanto nel rapporto tra il fondo e la garanzia del Confidi e la concessione da parte della banca, è limitativo.
non ci può essere concorrenza tra una garanzia privata che ha un suo costo, perché siamo considerati, quindi con tutti i costi che sosteniamo, perché siamo considerati a rischio strategico per il Paese, quindi siamo vigilati dalla Banca d'Italia e via dicendo, è un fondo che non ha queste cose, che costa zero, e quindi non potremo mai abbassare i nostri livelli di prezzo allo zero, perché anche abbassandolo allo zero comunque il fondo avrà delle marginalità superiori al nostro, perché è sostenuto dal pubblico. Però di questo passo, e spiego il perché è un atto d'amore, perché noi siamo convinti che probabilmente finiremo prima noi il nostro lavoro e quindi non ci saremo più, ma dopo di noi le risorse pubbliche costringeranno il fondo a chiudere. Trovate per il 2018 350 milioni nel fondo di coesione, e per il 2019, per il 2020 e per il 2021? Quando il tema dello Stato è quello del contenimento della spesa pubblica, è ancora pensabile che si debba fare alchimie di bilancio per trovare le risorse per il fondo e non dare la sicurezza di uno strumento strutturale? La riforma dei rating è molto importante perché mette ordine su questa, però ha anche una controindicazione, potrebbe avere. Avendo aperto il proprio spettro al 92% delle imprese del Paese, corriamo il pericolo di pensare che tutte le imprese debbano essere garantite dal fondo, quindi avere una garanzia pubblica. E quando avremo soltanto imprese che possono accedere al credito con la garanzia pubblica, è facile che ci sia il pericolo dello statalismo, cosa che va contro i tempi. Noi dobbiamo cercare di avere una visione prospettica che conduca il nostro sistema della garanzia all'interno del sistema economico di cui stiamo valutando. Ed è per questo che la presenza dei confidi nella filiera della garanzia ha il valore aggiunto di poter essere strumento di applicazione delle politiche industriali che il decisore pubblico, la politica, prende e quindi indirizza rispetto al rilascio della garanzia tout court e quindi senza una prospettiva di sviluppo del Paese. La presenza del confidi all'interno della filiera della garanzia permette anche, e abbiamo visto dalle slide presentate ieri da Banca d'Italia, permette anche di creare l'intermediazione tra la banca e la microimpresa in modo tale che non solo la quantità di credito cresca, ma anche il rapporto tra la microimpresa e la banca venga in qualche modo mediato per portare risultati alla parte più debole del sistema. Ieri si è dimostrato che in una situazione di calo così importante dei tassi, per microimpresa questo calo si registra in maniera molto marginale rispetto alla grande impresa e che quindi l'1,50% della grande impresa rispetto al 6-7% della microimpresa, le condizioni di tasso, cosa che questo non avveniva quando si poteva accedere al credito attraverso le convenzioni dei confidi, che non prevedevano soltanto la gestione della garanzia, ma prevedevano anche un'azione di intermediazione tra il micro, il piccolo e la banca, e quindi l'ottenimento di condizioni e tassi che venivano compensate alla banca con la garanzia e che permettevano all'impresa di ottenere condizioni migliori. Oggi, con la garanzia diretta,
con l'illusione del costo zero della garanzia, le condizioni, le abbiamo viste ieri dalle slide, le condizioni che le banche riservano alle micro sono le condizioni che le banche decidono, senza alcun potere di intermediazione, senza alcun potere di contrattazione da parte della microimpresa. E i numeri di Banca d'Italia confermano questo aspetto. L'altro aspetto importante è che il differenziale di tassi che abbiamo visto ieri tra l'impresa micro di buona qualità e l'impresa micro ad alto rischio è molto ravvicinata. Perché? Giustamente diceva il relatore, perché la microimpresa non è nelle condizioni di farsi interpretare. È una scatola buia, con l'incapacità di raccontarsi. E qui è un altro ruolo che hanno svolto da sempre i confidi e che devono continuare a farlo, è quello di portare quelle imprese nella capacità di interpretarsi, ma non farlo soltanto per buona volontà, ma farlo rischiando in proprio e quindi credendo al proprio lavoro. Ecco perché non può non esistere una filiera che preveda la presenza dei confidi nel rilascio della garanzia. Ed ecco perché la riforma del fondo deve assolutamente partire immediatamente ed essere accompagnata dalla riforma del sistema dei confidi, dove si devono prevedere elementi importanti quali ad esempio il contratto autonomo di garanzia, in modo tale da non vedere più stilicidi e trattative, così come stanno avvenendo in queste ultime parti dell'anno nei confronti di alcuni istituti di credito. La nostra mission è quella di portarci al paese ideale, e il paese ideale è il paese in cui le imprese non avranno più bisogno delle garanzie. Quindi il superamento anche di questi strumenti, ma dobbiamo accompagnare quelle imprese prima che muoiono a questo risultato. È necessario arrivare subito, e ritorno sui tempi, Leonardo mi fa segno di chiudere, è necessario di arrivare subito a questa riforma perché ci stiamo attrezzando, anche se in ritardo, per accompagnare le imprese a una riforma epocale che è quella segnata dal provvedimento di Industria 4.0. Ma se non abbiamo la certezza del nostro modo di accompagnare, non avremo neanche la possibilità di programmare e quindi di essere incisivi nel portare alle modifiche culturali e strutturali delle nostre imprese. Quindi ci interrogava Leonardo ieri dicendo ma è utile, questa mattina dicendo ma è utile che in Italia rimanga solo il fondo? No, non può essere utile, perché se non ci saremo più noi, subito dopo non ci sarà più neanche il fondo, per le ragioni di bilancio, per le ragioni strutturali di cui parlavo prima. Chiudo, avevo altro ma chiudo, anch'io suggerendo al dottoressa Zergovesi un libro, una lettura, ed è La solitudine dei numeri primi. La solitudine dei numeri primi, perché noi lo siamo stati per decenni i numeri primi, abbiamo aiutato, ci siamo fatti carico come numeri primi di tantissimi problemi, ma oggi viviamo una solitudine. Però questa solitudine non significa che i nostri soci, le nostre imprese non riconoscono il nostro alto ruolo al punto tale che ci permettano di essere ancora qui a difenderli. Grazie.